Vorrei intanto chiedervi come nasce l'idea. Ok, vado io. Dunque, l'idea nasce sostanzialmente da un confronto che abbiamo avuto. Dovevamo scrivere una sceneggiatura che contenesse determinati elementi, che erano quelli appunto che ci venivano richiesti dal bando della Film Commission, e quindi ci siamo confrontati su diversi argomenti e soprattutto diverse suggestioni. Mi ricordo che appunto Eleonora mi raccontava di queste passeggiate invernali qua nelle campagne del Sulcis in cui vedeva questi stormi di rondoni. Proprio da quella sua suggestione, ecco, proprio partendo da quello, abbiamo poi costruito la storia, quindi ci si chiedeva di ambientarla in un determinato contesto. Gli attori dovevano essere i ragazzi, se non sbaglio, cioè dei preadolescenti proprio. E quindi poi abbiamo inserito il personaggio di Zia Ige, Sì? che è appunto una Cristina Maccioni. ecco, sì, interpretata da Cristina Maccioni, che è una vecchia saggia che è in contatto con le forze ancestrali della natura, che quindi sa dare dei consigli importanti ai ragazzini, appunto, che si trovano in un momento difficile, giusto? Sì, Si trovano in una fase, diciamo, soprattutto la protagonista, Amelia, no? In un momento. sì, la storia si sviluppa in questo modo, quindi questi ragazzini trovano una rondine stordita e si domandano il perché senza saper dare delle risposte, che invece suggerisce appunto delle interpretazioni, diciamo, un'anziana zia che è una signora che vive sola in questo paese e che insomma conosce dei vecchi saperi, insomma, e dalle sue interpretazioni aiuta i ragazzi appunto a capire che cosa può essere successo a questa rondine e niente, questo. Hai citato appunto il bando della Sardegna Film Commission. Ultimamente vediamo sempre più giovani registi che ambientano i primi cortometraggi in Sardegna anche per valorizzare il territorio. Voi come lo vedete questo rapporto con la Sardegna? Beh, allora guarda, questa forse è una domanda che è più opportuno a cui risponda lei, nel senso che è proprio perché lei sta tra la Sardegna e Milano, quindi sicuramente ha un rapporto, ecco, un po' più complesso del mio, mentre io vivo in Sardegna, quindi diciamo così è un po' più forse pacifico, ecco, non lo so, quindi non so se vuoi Sì, rispondere per tu. me allora è stato sicuramente molto importante e stimolante lavorare a questo progetto perché non è per me, non è una cosa che mi succede insomma facilmente, poter lavorare qua e di poter raccontare in modo completamente personale. Poi abbiamo lavorato sicuramente in squadra, ma è tutto frutto di un semplice confronto tra di noi. Quindi per me è stato sicuramente molto stimolante anche poter lavorare con attori che dovessero recitare obbligatoriamente in lingua sarda. È stata una bella sfida, sicuramente interessante. Sì, speriamo di poterla ripetere a breve, insomma. Mi chiedo invece quali sono i vostri registi preferiti, se ce n'è qualcuno a cui vi ispirate. Ah, beh, Allora, sì. io l'estate prima che scrivessimo questo lavoro, ehm, mi rimase proprio impresso un lavoro al quale in qualche modo forse ci siamo vagamente, non lo so, mi piace rivedere un po' il nostro cortometraggio, che è di Mario Piredda, L'Agnello. Sì, questo sicuramente poi l'ho anche rivisto con piacere ed è un film che mi piace proprio citare parlando appunto del nostro cortometraggio. Ok. No, vabbè, insomma, i registi sono Eh sì, tanti, c'è. veramente una lista infinita, poi insomma, ci sono quelli
di cui penso tantissimi si sono appassionati, proprio hanno scoperto la passione per il cinema. E almeno io personalmente ho scoperto questa passione con i registi che sono proprio i più grandi, forse come Fellini e Bergman, però non penso di potermi ispirare, ecco, al loro lavoro, nel senso sono dei modelli inarrivabili in qualche modo, però insomma, quindi in maniera un po' forse più prosaica, ecco, mi ispiro forse un po' a tutto quello che vedo. A un certo punto, nel momento in cui si fa questo mestiere, uno continuamente trova ispirazione continuamente in tutto quello che vede, no? Quindi può essere il film capolavoro, come la serie televisiva, come lo spot pubblicitario che vedi distrattamente sull'autobus.